Il vento degli organismi geneticamente modificati soffia sull'Italia dopo una recente disposizione comunitaria, ma il fronte del no anti-OGM è guidato dal Ministero alle politiche agricole. Intanto, la campagna Tolleranza Zero contro le frodi agroalimentari continua a dare i risultati sperati, mentre il fondo di solidarietà è stato attivato. Sono queste le notizie della puntata odierna di Cronache dal Primario. Le azioni di controllo dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari non conoscono pause. In un'azienda della provincia bresciana sono state sequestrate 1190 bottiglie di olio extravergine di oliva DOP Garda Bresciano prive di etichetta. Chiusa a Busto Arsizio una tavola calda, il cui magazzino è stato trovato in indecenti condizioni igieniche con una nutrita serie di prodotti agroalimentari scaduti e privi anche in questo caso di etichette. In provincia di Palermo, invece, presso un deposito commerciale sono stati sequestrati circa 4.500 kg di formaggio, 850 kg di siero di latte in polvere, 330 kg di burro e la lista continua, tutti in pessime condizioni igienico-sanitarie. Azioni queste che premiano il grande lavoro svolto in questi mesi per tutelare il vero Made in Italy e la stessa qualità degli addetti ai lavori. Siamo convinti del fatto che chi adultera e mette a repentaglio la salute dei cittadini deve essere trattato come un delinquente, ma un delinquente di quelli veri. Intanto il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia ha annunciato di avere ricevuto comunicazione dal Dipartimento della Protezione Civile che sono state avviate le procedure di trasferimento al Fondo di Solidarietà Nazionale di 36,465 milioni di euro per gli interventi compensativi dei danni climatici a carico delle produzioni agricole, non assicurabili con polizze agevolate. Gli stanziamenti serviranno a coprire i fabbisogni di spesa dell'anno in corso. Resta d'attualità il rischio OGM. L'intenzione in tal senso è quella di richiedere la clausola di salvaguardia con cui bloccare la commercializzazione e la coltivazione dei prodotti geneticamente modificati. Si valuta l'ipotesi di un referendum per consultare i cittadini al fine di salvaguardare la biodiversità dei nostri territori, evitare la distruzione del paniere di produzioni del Made in Italy e difendere il lavoro delle nostre imprese agricole. Ed entriamo per un attimo in questo studio ideale ancora a San Gregorio Valdobbiadene. Siamo all'interno di una casetta che per noi è una malga in questo momento, una malga particolare, non vi sveliamo qual è. Lara, mi passi un po' uno dei protagonisti di queste tradizioni, di queste feste, di queste fiere. Ecco, i formaggi, i salumi, l'aria di Valdobbiadene. Ne parleremo tra poco dopo questa pausa, quando vi sveleremo chi ha vinto la prima edizione del Premio San Gregorio dedicato ai formaggi di malga. A tra poco. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Seconda parte di Cronache Trevigiane, rientriamo in questo studio ideale dedicato San Gregorio Valdobbiadene per fare che cosa in questo primo lancio? Per premiare la prima malga che ha vinto il primo premio di questo nuovo concorso San Gregorio che va a premiare appunto i formaggi di malga e siamo con il vincitore Italo Curto. Allora, Malga Mariec, che esattamente dove si trova, Italo? Malga Mariec si trova sopra Valdobbiadene, a 20 km da Valdobbiadene, a 1504 metri di altitudine, una malga ristrutturata recentemente, 5 anni fa, e lì si produce questo formaggio che
abbiamo dato un nome del territorio che si chiama Monte Cesen, lo possono fare tutte le malghe che fanno parte del consorzio. Ma spieghiamo, ditelo, perché è così speciale il formaggio di malga. Si parte tutto dall'alimentazione delle vacche d'alpeggio, no? Ovvero l'erba di montagna. Sì, si parte dall'alimentazione, noi abbiamo una razza, la razza bruna, facciamo parte anche del consorzio di formaggi di razza bruna, è una razza specializzata per l'attitudine e la caseificazione, fa di formaggi ottimi, poi abbiamo vacche selezionate, controllate dall'alimentazione, i pascoli danno un profumo ai formaggi che non si riesce a dare con un'alimentazione tradizionale di casa, diciamo a secco. Voi avete creato un sistema per raffreddare, portare a 12 gradi immediatamente il latte, questo attraverso un passaggio dell'acqua, da quanto ho capito. Sì, abbiamo cambiato un po' la tradizione, invece che il classico affioramento che con temperature di 18-20 gradi fuori non è possibile abbassare il latte più di 18-20 gradi, con l'acqua con l'acqua fredda refrigerata riusciamo ad abbassare il latte abbastanza velocemente. Secondo me il segreto è questo qua, avere una qualità del latte, una carica batterica più ridotta, sicché il formaggio secondo me riesce meglio per questo qua. Quindi questo mantiene, diciamo, le caratteristiche del latte senza fare, diciamo, volgarmente fermentare la carica batterica, potremmo dire così, e quindi un grande latte sano, un grande formaggio da primo premio. Italo, grazie davvero per questo contributo e queste spiegazioni che ai consumatori interessano sempre. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanta fiera di San Gregorio. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa ospitata nell'auditorium dell'ospedale di Castelfranco Veneto il nuovo centro satellite per la diagnosi e cura di soggetti con declino cognitivo. Un progetto di rilievo al quale hanno lavorato fianco a fianco l'Ulsotto, l'Associazione Alzheimer di Riese Pio X e la Regione Veneto, rappresentata da diversi consiglieri regionali presenti in sala. Si apre quindi una struttura importante che va ad affrontare una problematica crescente in tutta Italia, come ci spiega il direttore generale dell'Ulsotto, Renato Mason. C'è una ricerca del CNR di qualche anno fa che parla di un 6,5-6,8% della popolazione oltre i 65 anni colpiti da questo tipo di difficoltà, di decadimento cognitivo, come è chiamato. Parliamo nella nostra ASL, per esempio, che ha 250.000 abitanti, di 800-900 persone. Il decadimento cognitivo è un disturbo che non coinvolge solo il paziente, ma anche la famiglia. Per questo abbiamo chiesto alla presidente dell'Associazione Alzheimer, Renza Ferello, che significato avrà l'apertura di un centro di questo tipo proprio a Castelfranco Veneto. Avere un centro dove tu sai che ti fanno la diagnosi, che ti fanno il programma medico per il tuo familiare, che ti possono dare anche dei periodi, diciamo, di risistemazione anche del programma terapeutico, che hai tutta questa serie di informazioni e di collaborazioni, ovviamente a un familiare dà sollievo. Un centro questo che sarà di riferimento per l'intera provincia di Treviso e che servirà anche il Veneto orientale. Una struttura che andrà ad aggiungersi alla rete di servizi già attivati nel territorio, come ci spiega il dottor Gianluigi Bianchin, direttore dei servizi sociali. Significherà sicuramente accelerare i tempi della diagnosi. Problema sempre all'attenzione, no? Pensate alle liste d'attesa, pensate alle difficoltà di coniugare le risorse che comunque sono finite rispetto alla molteplicità dei problemi, e significherà, speriamo, anche dare un contributo ulteriore a quella rete assistenziale che già in questo momento rappresenta un tessuto diffuso nel nostro territorio ed essenziale per gli interventi post-diagnostici e di accompagnamento del paziente. L'apertura del CRIC, oltre a fornire nuovi servizi all'avanguardia, rappresenta anche un riconoscimento all'operato della sanità locale. Aver riconosciuto Castelfranco come centro per la diagnosi e per la cura iniziale è un risultato importante. Nel convegno di stasera presenteremo un po' le iniziative già in atto nella nostra ASL che vanno dalla diagnosi fino alla cura finale.